TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il primo semestre 2025 si chiude con un bilancio inaccettabile in Veneto, 51 decessi sul lavoro, più 82% in più rispetto al 2024. E a queste morti nel frattempo se ne sono aggiunte altre, tra le quali le ultime 2 vittime di lunedì a Santa Maria di Sala, probabilmente decedute per le esalazioni durante un intervento di bonifica in una fossa biologica, un'altra tragedia che si sarebbe potuta evitare. Nonostante la recente approvazione del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione e sulla sicurezza, gli investimenti in questo ambito restano insufficienti. La formazione viene trascurata, servono campagne di sensibilizzazione e maggiori controlli. Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, esprime così la propria preoccupazione per la situazione della regione a fronte della lettura dell'ultima approfondita indagine condotta dal proprio team di esperti. Ancora cronaca. Nell'ambito del potenziamento dei servizi del controllo del territorio, venerdì scorso la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un soggetto in quanto destinatario di 2 ordini di carcerazione emessi rispettivamente dalle procure della Repubblica di Lodi e Milano. In particolare i poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Chioggia hanno rintracciato l'uomo in piazza Vigo e al fine di effettuare più approfonditi accertamenti lo hanno accompagnato presso gli uffici del commissariato. All'esito dei controlli, lo stesso è risultato destinatario degli ordini di carcerazione succitati per reati contro il patrimonio. Pertanto, in esecuzione delle citate sentenze, dopo l'arresto l'uomo è stato portato nella casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, dove dovrà scontare la pena di 2 anni di reclusione. Restiamo a Chioggia, ma cambiamo decisamente argomento. Sono 370 le famiglie di Chioggia che sono entrate a far parte del progetto 1000 giorni, finanziato nell'ambito della deliberazione della Giunta regionale 115 del 2023 della Regione Veneto. Si tratta di utilissimo e articolato intervento a sostegno della genitorialità nei primi anni di vita del bambino, appunto i primi 1000 giorni del piccolo, da qui il nome del progetto, con l'obiettivo di promuovere presso le famiglie che fanno richiesta un accompagnamento competente e integrato durante il delicato periodo che va dalla gravidanza ai primi 3 anni di vita del figlio. Spiega Valeria Tiotto, presidente della cooperativa sociale Titoli Minori. Voglio ricordare che chiunque con figli entro il 3° anno di età può partecipare alle iniziative del progetto 1000 giorni. Non si tratta di un'iniziativa rivolta a specifiche fasce di popolazione, ma a tutti i genitori che desiderano saperne di più o che magari si sentano inadeguati o soli. Voltiamo pagina, parliamo di economia. Lo diciamo un po' a denti stretti, per scaramanzia fa presente Coldiretti Venezia, ma la vendemmia 2025 si prospetta come una delle migliori dell'ultimo decennio. Nella fase di germogliamento e di sviluppo della vite, le piogge non sono mancate e questo ha favorito un rigoglioso sviluppo vegetativo. Le precipitazioni si sono intervallate a lunghi periodi di bel tempo e in particolare le elevate temperature del mese di giugno hanno consentito un'accelerazione della maturazione che attualmente si è rallentata a causa del ridimensionamento dei valori termici degli ultimi giorni. Si prevede tuttavia una vendemmia piuttosto precoce, presumibilmente tra il 20 e il 25 di agosto. Una stima sull'andamento dei prezzi delle uve è ancora prematura. Sicuramente gli operatori del settore vitivinicolo si dovranno confrontare anche con l'applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti d'America, dazi dei quali è ancora difficile valutare l'impatto sulle esportazioni. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.